Caorle, presso il centro civico di Piazza Vescovado, la terza tappa degli Stati Generali della Pesca del Veneto, che, mettendo a frutto l'esperienza maturata nel Veneto con l'attuazione del FEAMP 2014-2020, intende contribuire all'individuazione delle linee strategiche per il nuovo periodo di programmazione del FEAMP 2021-2027. In particolare, dato il quadro generale dello stato di elaborazione dei documenti di programmazione europea e nazionale, gli operatori sono stati invitati a discuterne in 3 sessioni dedicate alle prime 3 priorità del FEAMP. Marco Sarto, sindaco di Caorle, quest'oggi terza tappa degli Stati Generali della Pesca del Veneto 2022, una tappa importante anche questa per tutto il comparto ma anche per il comune di Caorle. Indubbiamente, perché Caorle nasce come una città di pescatori. Io credo che questa kermesse di tutti e 4 gli appuntamenti sia veramente un momento decisivo di riflessione per un comparto che oggi sta vivendo una profonda crisi. Caorle e il segmento della pesca è importantissimo, anzi diciamo che è strategico non solo per quel mondo ma anche per la nostra offerta turistica, e credo che vadano veramente ripensate delle strategie, perché diversamente correremo il rischio proprio di vedere questo settore completamente annullato. Un comparto strategico dal punto di vista economico che prova a soffrire in maniera importante soprattutto per il caro gasolio e per i tanti temi comunque legati agli investimenti e alla modernizzazione della flotta e naturalmente poi anche delle concorrenze sleali da parte anche degli stati vicini a noi, naturalmente al di là del nostro mare o a sud del nostro Mediterraneo. Quindi sicuramente un momento per dare la carica, ma allo stesso tempo anche oggi faremo il punto sugli investimenti del FEAMP, quindi anche con l'acquacultura che l'Europa mette a disposizione di questo comparto. Investimenti che abbiamo seguito anche noi come Consiglio regionale, terza commissione che seguiamo, perché sono investimenti che vanno comunque a dare un futuro ai giovani che si avvicinano a questo antico mestiere, danno una speranza agli armatori, ma nello stesso tempo cerchiamo anche di sburocratizzare un po' questo sistema che purtroppo l'Europa e lo Stato a volte caricano, e quindi si fa anche fatica naturalmente a far capire poi agli imprenditori che sono investimenti strategici quando si deve fare milioni di carte e magari si perde molto tempo. Quindi cerchiamo che questi fondi siano utilizzati in maniera importante, ma allo stesso tempo che siano anche facilmente raggiungibili. Onorevole Rossana Conte, Commissione Pesca Parlamento Europeo, oggi siamo nella sua Caorle per la terza tappa degli Stati Generali della Pesca del Veneto. Oggi si farà un parallelo un po' tra FEAMP e FEAMP, quindi per scrivere delle regole, dei documenti che saranno poi fondamentali per dare una programmazione sia a livello nazionale ma anche a livello europeo. Sì, intanto parto subito con una bellissima notizia, perché proprio ieri a Strasburgo abbiamo deliberato il residui fondi europei del FEAMP 2014-2020, che saranno poi destinati appunto per la compensazione delle fermopesca e per i costi aggiuntivi che hanno subito i pescatori dal 24 febbraio, quindi a causa della guerra in Ucraina. Il settore della pesca è veramente in crisi, dobbiamo supportarlo in tutti i modi, quindi chiedo anche a voi in qualche modo di pubblicizzare, perché dobbiamo saper vendere il nostro prodotto a livello locale, dobbiamo fare la sovranità alimentare, è fondamentale, perché l'Europa ha la tendenza in qualche modo di voler raggiungere accordi con paesi terzi per l'importazione del pesce, invece noi preferiamo mangiare il nostro pesce perché è sintomo di qualità e di salute, e garanzia di salute per i nostri consumatori, per i nostri cittadini. Dobbiamo partire dai punti di debolezza del FEAMP per costruire un FEAMP che sia proiettato sulla realtà, che è fatta da imbarcazioni che hanno una certa età, imbarcazioni vetuste che hanno bisogno di un'attività di ammodernamento seria, con un tema che è quello della sostenibilità, che è assolutamente una nostra priorità, accompagnata anche da sostenibilità economica e sociale degli interventi del FEAMP, questo è il punto.